Nel corso dello scorso fine settimana il Comune di Agrigento ha attuato un'intensa azione di controllo nella frazione balneare di San Leone nell'ambito dell'operazione denominata Tolleranza Zero, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di legalità e civile convivenza spesso purtroppo violate negli ultimi tempi. Abbiamo impiegato, dichiarano il sindaco Miccichè e l'assessore Cantone, oltre il 50% della forza operativa della polizia locale municipale, che ha presieduto in modo capillare il territorio sanleonino, producendo risultati concreti. 27 preavvisi di contestazione per violazione dell'articolo 8 dell'ordinanza 2226, che prevede il divieto di parcheggio sui bracci di ponente e levanti del porticciolo turistico, 118 violazioni al codice della strada per divieti di sosta e transito in zone ZTL, 4 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, 4 verbali di ispezione per approfondimenti su concessioni, una verbale per mancata nomina dell'addetto alla somministrazione, un verbale per mancata esposizione della licenza e del listino prezzi, un verbale per mancata esposizione della tabella allergeni, un verbale per prodotti privi di etichettatura e marchio CE con relativo sequestro dei prodotti e ripristino del suolo pubblico. Siamo coscienti di non aver risolto il problema al 100%, ma l'attività di questo fine settimana rappresenta solo l'inizio di un percorso che ci vedrà impegnati per tutte le strade con controlli costanti e mirati, specialmente sul fronte della viabilità e del rispetto delle regole. Desideriamo, continua il sindaco e l'assessore Ramo, esprimere un ringraziamento particolare e sentito alla nostra polizia locale, che ha dimostrato ancora una volta professionalità, impegno e grande senso del dovere. Un ringraziamento va anche alla Capitaneria di Porto Empedocle e alle forze dell'ordine che con grande spirito di collaborazione hanno affiancato il Comune di Agrigento in questa operazione. Sappiamo bene, continua Miccichè, che le risorse a disposizione non sono infinite, ma l'impegno dell'amministrazione comunale sarà massimo. Tuttavia, nessuna azione sarà davvero efficace senza la collaborazione attiva dei vari cittadini. Solo insieme si potrà ristabilire il senso di responsabilità collettiva, il rispetto delle regole, presupposti indispensabili per una comunità sana, accogliente e vivibile. Agrigento e le sue frazioni meritano decoro, ordine e legalità. Noi ci siamo con determinazione e concretezza.